Cari amici della Maratona Veneta, benvenisti e buon sabo. Anco sabo, parola con la S. La parola che ho cernio pancola è la parola scoia. Che differenza che c'è rispetto all'italiano? Facciamo un esempio, che tanto il Veneto insomma è la stessa roba dell'italiano. Vedemo. Come si dice sta roba qua in italiano? In italiano si dice scuola con la U. E in pino che c'è fenomeni di sparizione della L tagliata. Già, sta differenza qua, la è superiore tra il Veneto e l'italiano di quella che si aspettarissimo tra il portoghese e il spagnolo, per esempio. Ma non vogliamo fermarsi qua. Vogliamo un attimo ragionare su sta uo dell'italiano scuola. Perché? E perché il Veneto non gasta uo? Perché il Veneto non dice nuovo, ma dice novo, non dice buono, ma dice bon. Ecco, perché se l'italiano che si è inventato e mette che su queste parole qua, la U. Provai a pensare, in lingua italiana l'ordinamento della scuola è l'ordinamento scolastico. No? Scolastico. Ah, ma allora era cosita. E difatti, in latino, la parola originaria era scola, S-C-H-O-L-A. Di conseguenza non è che il Veneto sia così tutto inventato, semplicemente che se anche in Veneto le sue regolarità. Questa parola qua la ne consente anche di parlare del fatto che ancora il Veneto è il zedrio entrare anche a scuola. Come? Grazie ai percorsi della lingua veneta che ho avuto la fortuna di poter portare Misa a oltre 250 studenti in 3 istituti in Veneto. Ma che voglio farvi vedere un cono, se tanto quello. Se più che altro che non è una roba se mi inventare un co perché così pipì popò. Il libro che vi mostro adesso qua, impressa, se qui non il casca, è il parlar della mamma. Qua dentro che sono esercizi di traduzione dal veneto verso l'italiano, dunque il scopo è anche imparare l'italiano, ma partendo da cosa? Partendo dalla lingua che i tosati sapeva e la lingua che si opera in Veneto. Quarento, anche se per ovviare il problema delle gravi diversità tra un cantone e altro del stesso comune, dove si parla un dialetto tutto differente, che non c'è niente vero, perché insomma se non si tutti quanti da Cassoia, mi so da Cassoia, ma anche se non vivo più a Cassoia, ecco, se me capì e non che sei i sottotitoli che corre sotto vuol dire che evidentemente se motivo parlare una lingua che capì e non si può dire che da un comune che altro il Veneto ed è tutta una roba differente, ma qua a Rento, anche se cante in veneziano, che se conte in bisentin, che se non so, la volpe e l'off in peunese, e c'è un poco di tutto qua dentro, dove che ognuno può interfacciarsi anche con il parlare di un'altra varietà e in cose che alla fine cosa cambierà? Una parola, una virgola, una lettera differente. Ecco, e ora, di che anno sei sto qua? Se facciamo un toto, proviamo a immaginare, di che anno sarà questo qua? Ada Adamo Bazzani, e il parlar della mamma. Io dico mi, so che non mi credi, ma poi ve lo faccio vedere. Novembre, conforme ai nuovi, guarda che non l'ho leso, programmi novembre 1923. Fra poco sto libro e compisse 100 anni. E allora non siamo di inventarsi niente a voler insegnare il Veneto, anzi forse siamo di fare una roba che all'inizio giustamente si era vista per promuovere l'italiano. Se ha perso che è buona trassa là, ancora agli studi universitari dice che è meglio imparare più lingue e ora probabilmente non è il caso che proviamo a portare il Veneto anche a scuola. Allora, anche a ancora l'abbiamo fatto, il nostro sabato maratona Veneta. Questo qua era l'episodio manca 91 e ne mancano altri 90. Se vediamo anche domani per la Maratona Veneta, mi raccomando, invito i vostri amici a conoscere, a commentare, a vedere di cosa che si tratta. La lingua veneta, la nostra. Ciao, se vediamo domani.